Serrande alzate in tutti i centri commerciali del Veneziano il 25 aprile, con rischio ingorgo e mobilitazione della Polizia Municipale per evitare i problemi di Pasquetta a Marghera, la nave De Vero. Negozi aperti a macchia di leopardo anche il 1° maggio. Accanto al panorama si potrà fare shopping con ogni probabilità alle barche di Mestre e all'outlet di Noventa. Una scelta contro cui protesta con fermezza il sindacato, come spiega la nuova segretaria regionale della CGIL del Veneto, Elena Di Gregorio. È uno scandalo non solo per il significato simbolico e l'alto valore che hanno queste due giornate, ma è uno scandalo per l'uso che viene fatto dei centri commerciali. Ma a preoccupare il sindacato in una regione che nel 2013 ha raggiunto i 171.000 disoccupati, in una provincia come Venezia, dove solo una settimana fa sono arrivate le lettere di licenziamento ai lavoratori della Vinyls, e anche il mancato finanziamento da parte del governo dei fondi per la cassa integrazione in deroga. Perché anche in Veneto le risorse che sono arrivate sono insufficienti, non servono nemmeno a coprire gli arretrati del 2013. Quindi questo è un dramma nel dramma. Su questo fronte la CGIL annuncia la mobilitazione in tutte le città in vista del 1° maggio. La ripresina c'è, evidenzia il sindacato, ma i posti di lavoro no. Se i sindacati industriali che hanno sottoscritto un patto per il lavoro stanno facendo la loro parte, manca l'apporto della regione. Manca la politica, no? Il sindacato c'è, i lavoratori ci sono, le imprese, no? Anche loro stanno facendo, no? Un grande ragionamento in questa direzione, ma la politica in questo momento e il governo della regione langue.